che deborda in diagonale, sarà meta di Bacchetti che dimostra tutto il suo valore di tre quarti ala. Attenzione, Persico, Wilson, prova lui sul corridoio ed è, attenzione, meta di Wilson, carrettino del Paccaro di Gino, crollano le prime linee, meta, tecnica! E se è vero che fine oggi resisterà al sole, noi abbiamo voluto registrare fuori, all'aperto, questa puntata di Rugby House. Buonasera, oggi è giovedì pomeriggio per noi, siamo qui rilassati vicino al campo Battaglini, campo che sabato ospiterà la sfida contro i Cavalieri Prato. Andiamo subito a introdurre i nostri ospiti, abbiamo la seconda linea della VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta, Daniele Tumiati. Ciao Dani. Ciao a tutti. E poi abbiamo l'allenatore dell'Under 20, ovvero Antonio Romeo. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao, grazie, buonasera a tutti. E poi direttamente da rovigoggi.it, Giorgio Chilli. Ciao Giorgio. Salve, buongiorno. Allora, ce la giochiamo così perché ci andava, ci piace questo spirito positivo, la luce, il sole. Stiamo vedendo qualcosa, vogliamo vedere qualcosa oltre la parentesi europea, oltre la sconfitta col Petrarca. Tumi, serve positività. Serve positività, ci lasciamo alle spalle le due sconfitte avute in Coppa Europea. Comunque sono state due partite che ci hanno insegnato molto, sia nel ritmo che nella fisicità, e di conseguenza a Prato dovremmo fare una gran partita. Certo, Prato, avversario molto ostico, l'anno scorso due sconfitte, tanto storicamente abbiamo sempre avuto come posso dire, un percorso positivo con la squadra toscana. L'anno scorso abbiamo avuto queste due defiance, una pretendente al titolo che adesso ha 15 punti e è in testa alla classifica, anche loro abbastanza saccheggiati nel post Celtic e nel post Zebre. Come vi state allenando? Beh, gli allenamenti si differenziano di settimana in settimana appunto per adeguarci alle nostre avversarie. Ci stiamo allenando con molta intensità e sabato vedremo. Speriamo bene, perché diciamo che il bollettino medico dà ancora contro Rovigo, ahimè. Appunto Ceglie sembra che possa recuperare, c'è Matteo Ferro che sicuramente sarà indisponibile per l'infortunio al ginocchio, per cui ancora emergenza per la squadra. Sì, purtroppo sì, Matteo Ferro purtroppo si è fatto male al ginocchio e non si sa, sapremo nei prossimi giorni. Alessio Ceglie speriamo possa rientrare presto, in teoria non dovrebbe essere nulla di grave. Purtroppo anche quest'anno siamo un po' sfortunati col discorso infortunati e l'importante è sapersi arrangiare. Certamente. Antonio, tu da allenatore, come vedi l'andamento di questa squadra e soprattutto questa parentesi, diciamo così, negativa legata agli infortuni, alla difficoltà di una squadra, poi parlo da motivatore, quale tu sei, di dare gli input giusti ai ragazzi e andare oltre anche proprio a soglie del dolore e capacità tecniche? Ma insomma, diciamo, per quanto riguarda gli infortuni io la definisco la prima squadra, ovviamente. Certamente, è la prima lavorando nel settore giovanile. Purtroppo non posso metterci bocca, nel senso non so, al di là di quello che so. No, ma io parlo proprio così, per i numeri. Dal punto di vista dei numeri, purtroppo il lavoro che aspetta lo staff tecnico è sempre quello di cercare di fare in modo che i giocatori siano sempre pronti, almeno quelli che dovranno giocare. La mentalità deve essere vincente, la motivazione deve essere sempre costante e nessuno si deve tirare indietro. Ecco, parlo di motivatore, Antonio, perché noi ti seguiamo molto. Sappiamo che riesci a comunicare molto anche attraverso i social media con i tuoi ragazzi. Hai una foto del tuo profilo bellissimo con un abbraccio con un tuo giocatore. Ecco, questo volevo che tu tirassi fuori in questo intervento. Io sto cercando, non io, noi, perché siamo noi come staff, che se mi permetti una parentesi vorrei anche ricordare, insomma, che con me lavorano Giovanni Chimera e Vladimiro Pelliello e Michele Bazzeato come preparatore atletico. Stiamo cercando di fare questo tipo di lavoro, lavorare nella testa dei ragazzi e prepararli per quello che potrebbe essere il salto per la prima squadra. Il progetto che abbiamo è questo, quello di formare dei giocatori utili per la prima squadra, e per mettere la maglia rossoblu bisogna avere una mentalità non comune, secondo me. Io ho fatto tutte le giovanili, ho giocato qui e ti posso dire che bisogna avere una certa testa per poter portare in giro questa maglia, e quando la domenica vai in campo chiunque diventa forte contro i colori rossoblu, e questo deve essere un punto di forza per noi, una leva
per non mollare mai, per essere sempre all'altezza della situazione e sempre determinati nel difendere i nostri colori, il nostro campo e la nostra partita la domenica. Giorgio, tu hai scritto molto in queste giornate per quanto riguarda le vicissitudini rossoblù. Il tuo punto di vista su questo inizio di stagione? L'inizio obiettivamente è sfortunato dal punto di vista medico, quello è inutile ribadirlo, però oggettivamente insomma, siamo partiti con diversi problemi. Io sono rimasto fermo alla fotografia contro la Mantovani Lazio, è stata una bella partita, una bella reazione. Vorrei dimenticare le 2 partite di Coppa che, eccezione fatta per il primo tempo contro il Perpignan, in cui la squadra ha veramente lottato, diciamo che ci sono evidenziati dei problemi abbastanza evidenti dal punto di vista dell'organico rispetto non alle squadre italiane ma alle squadre straniere che hanno 10 volte il budget delle nostre squadre. Ti interrompo un attimo, a proposito della partita col Worcester, diciamo non è andata in onda la partita martedì scorso su TV7 Sport e gli highlight, perché tu mi potrai testimoniare, il filmato che è arrivato dall'Inghilterra era praticamente privo della prima mezz'ora, i primi 25 minuti, per cui era anche inutile mettere in onda un filmato di questo tipo, giusto per chiarire la situazione. Rientriamo però in un contesto italiano. Sabato una partita importante col Prato, dicevamo capo classifica, super carica, una piccola rivoluzione anche nel team allenato da De Rossi. E Frati, andiamo a sentire i rumors che arrivano appunto da Prato. Senta, dopo la Coppa avrete l'impegno di Rovigo, avversario decisamente più ostico dell'Aquila Rugby. Sì, guarda, l'Aquila non è da sottovalutare, sarà un campo difficile quando si va là, quindi si sa che quando gioca fuori casa c'è un po' di differenza. A Rovigo comunque certo, non è un campo facile, loro ovviamente puntano a entrare nelle prime 4, a vincere anche lo scudetto, hanno avuto un po' di sfortuna con gli infortuni, come noi l'altro anno, come un po' tutte le squadre, e magari mentalmente li ha un po' penalizzati. Però è sempre un campo difficile, Battaglini, vincere là è molto difficile, quindi la prepareremo bene. Ecco, io riprenderei subito da Antonio in questo momento, perché abbiamo visto Prato, abbiamo visto un grosso parlare nel corso della settimana riguardo all'andamento di questa stagione, di queste partite, l'atteggiamento anche dei giocatori. Alcuni tifosi dicono così non va, altri sono più possibilisti dicendo ragazzi dobbiamo comprendere il momento. Tu che sei stato un po' partecipe anche di queste discussioni, cosa ne pensi? Bah, ti dirò, per quanto riguarda le critiche fatte al budget, all'acquisto dei giocatori, al mercato, io qua non ci metto bocca per il semplice fatto che secondo me i conti si fanno alla fine, quindi vediamo come va la stagione, vediamo gli infortunati quando rientreranno, vediamo una serie di cose, diamo fiducia a tutti, come è giusto che sia, e poi i conti li facciamo alla fine. È normale che dà fastidio perdere qualche partita, lascia sempre un po' di amaro in bocca. Per quanto riguarda le critiche in sé per sé, come dire, io sono uno che ce l'ha la critica, però critico in maniera costruttiva e critico per poter poi dire va bene, fallo tu, io ce l'ho un'idea, capisci? Per cui aprire la bocca spesso non è sempre motivo di... Soprattutto su Facebook è facile, insomma. Esatto, come dire il colpo coniglio, io lo dico, intanto lo butto là e poi se ne parla. In realtà per quanto riguarda i giocatori e questa critica sull'atteggiamento che hanno nel post partita, io ti posso dire che per me loro sono dei professionisti e come tali si devono comportare, per cui durante la settimana e durante la gara del sabato, della domenica, devono dare il massimo. Dopo il post partita l'amaro in bocca rimane, c'è chi lo sommatizza subito, chi ci mette qualche giorno, qualche ora, ma io non credo che bisogna uscire dagli spogliatoi a testa bassa, essere tristi e abbacchiati, perché comunque prima ti metti alle spalle
il problema e prima ricominci positivamente ad affrontare quello successivo. Tumi, vengo a te, essendo un protagonista di questa stagione. C'è una parola che abbiamo già tirato fuori all'interno di Rugby House, ma gira ancora qui a Rovigo, e che è la pressione sui giocatori. Qualcuno dice la pressione, in realtà la vera pressione è stata sentita solo il 28 maggio, dopo non ci sono state altre occasioni di vera pressione. Voi la sentite questa pressione? No, quest'anno per adesso, per quanto mi riguarda, ma credo comunque da parte di tutti, pressione da parte della società nei nostri confronti non ce n'è stata. È ovvio che la società pretenda dei risultati ed è giusto che sia così e noi dobbiamo impegnarci al massimo per ottenerli, però nessuno ci sta con la pistola puntata e ci obbliga a vincere per forza. Si continua a lavorare al massimo e prima o poi i risultati arriveranno. Sì. Ci sono tanti, scusami, Prego, ci sono tanti giovani, è una squadra fatta di tantissimi giovani, alcuni più esperti e tanti meno esperti, bisogna soltanto lasciare il tempo che crescano e poi i risultati arriveranno, insomma. Io ho molta fiducia nella squadra. Tu non hai usato la parola vecchi, perché ovviamente tu essendo fra i più esperti, aspetta che mi tengo un po' questa parola che è un po' controproducente. Diversamente giovane. No, ci fa piacere sentire le tue parole perché effettivamente esce sempre questo atteggiamento. Qualcuno dice ma la pressione c'è, però tu devi essere un giocatore, devi convogliarla in maniera positiva e questa è un po' certo. la tua cosa. Certo. Giorgio, tu che rappresenti i media qui dentro. Allora, a dire la verità, un po' di pressione c'è, perché dopo il match con il Petrarca, qualche tifoso comunque, più di qualche tifoso ha evidenziato una mancanza, secondo ovviamente la loro prospettiva, una mancanza di attaccamento alla maglia o comunque una mancanza di cattiveria in campo, cosa che comunque non mi sento di escludere, visto comunque poi come è andata a finire. Luca si è beccato anche 3 settimane di squalifica, certo. Quindi insomma. Diciamo che dal punto di vista morale, secondo me, sabato è cruciale la vittoria. Questa è la storia, perché comunque si complicherebbe in maniera, non dico irrimediabile, però anche dal punto di vista della lucidità. Poi abbiamo un altro impegno a Mogliano che è particolare. Se non fai il risultato sabato inizia a essere un problema. Comunque sicuramente è un passaggio importante. Tu mi vedo che volevi parlare. Sì, volevo soltanto dire una cosa. Quando si cerca di fare una cosa al massimo o comunque per forza fatta bene, le cose vengono sempre fuori male. Quindi l'importante è allenarsi bene durante la settimana. Se ci si allena durante la settimana, il sabato è tutto più facile. Ecco. E dopo questa affermazione di Tumi che noi prendiamo ed assimiliamo, andiamo a vedere anche un Tumi un po' più rilassato, un po' meno, come posso dire, un po' meno battagliero, quindi sto togliendo il campo e sto togliendo il set televisivo. Avete mai visto Tumi in giro in Inghilterra, a Worcester, a parlare con i passanti? Beh, noi sì, e ve lo facciamo vedere. Good morning. Yes, come adesso. Perfetto. Comunicazione. When you playing rugby? When are you playing? That's a little girl. We play today with Worcester. They're playing Worcester, a rugby together. See, they're very special. When did you just arrived yesterday or today? Yesterday. Inglese, perfetto, sì. Very good. Oh, where do you come from? Where do you live? I live in Italy. E direi di concerto con la nostra regia, ritorniamo in studio, perché voglio parlare un po' con te, Antonio, di questa Under 20 che abbiamo visto in questo inizio stagione molto bene. Tanto spieghiamo il discorso delle 2 Under 20, che è anche importante, insomma, chiarire al pubblico, visto che è la prima volta che se ne parla in maniera ufficiale. Sì, mi faccio portavoce, insomma, di questo progetto che sta portando avanti il settore giovanile Junior Rugby Rovigo, che parte ovviamente dalla Monti, e la fortuna è che lavorando bene si arriva
ad avere un buon numero di giocatori come quest'anno ho ereditato io, perché questo è il mio primo anno in Under 20, io eredito una parte del gruppo da Maurizio Bordini e Giancarlo Capitozzo, Vittorio Golfetti e buon Pedro Pedrazzi, che era lo staff dello scorso anno. E mi porto dietro i giocatori dell'Under 16, abbiamo un numero importante perché raggiungiamo quasi 60 ragazzi e grazie a questo siamo in grado di schierare 2 squadre la domenica, una che partecipa al campionato Elite, quindi con le squadre più forti nell'area CIV, che sarebbe il Comitato Interregionale delle Venezie, e l'altra che fa un girone regionale che comunque ti permette di meritocraticamente di acquistare dei punteggi per poi giocare i gironi più impegnativi negli anni successivi. Siamo molto contenti perché ovviamente stiamo lavorando tanto, si comincia a vedere un po' insomma la nostra mano, nel senso quello che erano gli obiettivi dell'inizio della stagione, qualcosa si comincia a vedere. I ragazzi hanno una buona partecipazione, il riscontro è vederli presenti agli allenamenti, quindi vuol dire che quello che noi proponiamo è assolutamente interessante e siamo in grado di portare avanti questo progetto. Stiamo vincendo, abbiamo fatto solo 3 giornate di campionato, però per il momento noi abbiamo vinto a Mogliano. Vi siete già portati avanti, insomma. No, è solo una battuta così. Abbiamo vinto a Mogliano, abbiamo battuto il Sandona in casa e domenica è una partita difficile contro Villorba in casa loro. Per la prima volta dopo 3 partite siamo riusciti a fare il bonus e l'abbiamo fatto fuori casa. Insomma, in questo momento con la squadra Elite ci troviamo primi in classifica a pari punti con la Benetton Treviso, che ospiteremo qua il 4 novembre per vedere un po' insomma quali sono gli equilibri di questo girone. Ecco, bene, parliamo di giovanili. Andiamo a scorrere un po' la scheda anagrafica di tutti i giocatori della VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta, della prima squadra, e notiamo che c'è, a parte qualche spot che può essere Tommaso Reato 84, Andrea Bacchetti 88, Bibi Quaglio 90, Edo 90, poi i 92, non c'è una generazione forte che dia il ricambio. Questa generazione avviene con il 92 praticamente quest'anno, abbiamo già parlato anche la volta scorsa. Il punto della questione è, tanti ragazzi detto Under 20, però abbiamo notato che fisicamente non abbiamo una scelta molto ampia. È vero? O ne parlava anche Nicola l'anno scorso di questa scarsa scelta? O meglio, adesso forse possiamo avere qualche frutto del lavoro degli ultimi anni, ma c'è un lavoro che è da sviluppare ancora forte. Sì, diciamo che il lavoro lo sviluppiamo dopo aver sviluppato una mentalità. Qui stiamo cercando di lavorare, come probabilmente aveva detto Nicola quando è stato ospite qui da voi, e da quando c'è lui stiamo cominciando a lavorare in un certo modo. I ragazzi cominciano a fare un lavoro fisico, vanno in palestra, si allenano prima dell'allenamento in campo ed è una cosa che stiamo obbligando tra virgolette a farli in maniera costante e cerchiamo di farli partire sempre prima nel rispetto di quello che è lo sviluppo fisico del ragazzo stesso. Certo. Questo ti porta ad avere comunque un ragazzo formato fisicamente e tecnicamente, ma ci vuole comunque un po' di tempo. Io difendo un attimo la mia categoria e ti posso dire che quest'anno non ci sarà un'annata fortissima come ricambio generazionale, però ti posso assicurare che ci sono 4-5 ragazzi veramente interessanti che già Polla e Joe hanno avuto occasione di vedere all'inizio stagione perché si sono allenati in preparazione con loro. Noi cerchiamo di farli crescere e c'è un continuo scambio di informazioni, quindi insomma penso che la prospettiva sia buona per quello che è il ricambio. Queste sono ottime notizie. Tra l'altro un'altra ottima notizia è che quest'anno la VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta ha ampliato il proprio raggio di comunicazione anche attraverso un rinnovatissimo sito internet che è rugbyrovigodelta.it, anche i profili Facebook Rossoblu e appunto la pagina ufficiale, ma c'è da dire che lo stesso Rovigo oggi, caro Giorgio, sta dando una buonissima visibilità anche alle giovanili. Diciamo che intanto le giovanili sono molto seguite dai nostri lettori, anche perché noi abbiamo un pubblico giovane, quindi comunque in ogni caso abbiamo un riscontro notevole. E non dimentichiamoci comunque che abbiamo anche una bella tradizione. Adesso purtroppo negli ultimi anni non ci ha detto molto bene, Antonio sicuramente ce lo può ricordare, però abbiamo una tradizione fortissima a livello giovanile.
E bisognerebbe anche, secondo me, investire qualcosina di più, cioè, ma non proprio come società, la città dovrebbe investire di più sui giovani, perché sono il nostro futuro. E quindi, Antonio, no? ci sono spettatori, oltre alle famiglie, si riesce a inglobare qualche Rovigo addicted proprio? Guarda, dipende da chi ospiti la domenica, nel senso... Come la prima squadra, insomma. Diciamo che purtroppo, o per fortuna, insomma, sì, il riflesso è quello. Se ospiti una società blasonata, comunque un nome come può essere il Petrarca, come può essere il Benetton prossimamente, sicuramente qualche curioso in più, oltre ai genitori e agli amici, ti viene a vedere, insomma. Ricordo con piacere un piccolo aneddoto. Il giorno dopo, il 28 maggio, io ero ancora all'Under 16 e disputavamo il ritorno della nostra gara di playoff col Petrarca in casa. Certo. Ed eravamo ancora in corsa per arrivare in finale al titolo italiano, che poi abbiamo raggiunto e purtroppo abbiamo perso. E ricordo che qui c'è stata festa, comunque gente fino a notte fonda. La mattina dopo noi abbiamo affrontato la nostra gara e c'è stata tanta gente che è venuta a vederci, compreso Polla, che è arrivato con suo figlio, e alla fine partita io sono andato a salutarlo e lui mi disse: sono venuto a vedere una squadra almeno una squadra che ha battuto il Petrarca. Mi ha fatto molto piacere questa cosa, lo ricordo sempre volentieri, insomma. Adesso noi ridiamo, ma Tumi è un allenatore delle giovanili. Ostia. Sì, io ho la fortuna di allenare l'Under 10. Che ti vogliono un bene incredibile, Sì, ogni volta sì. ti saltano addosso al termine di ogni partita ed è bellissimo vedere queste immagini. Sì, è una soddisfazione grande, i bambini mi vogliono un bene dell'anima come io voglio a loro, e vi giuro che non vedo l'ora arrivi il giorno, il martedì e il giovedì per andarli a allenare. Queste sono le speranze del rugby rosso-blu, però siamo quasi al termine del nostro appuntamento, per cui andiamo velocemente a vedere quello che capiterà sui campi dell'eccellenza nel prossimo weekend. Diverse le ambizioni, diversi gli organici, diverse le filosofie, e su questo fronte è tutta una questione di panchine. Da una parte quella delle Fiamme Oro, il rugby sanguigno e matematico di Pasquale Presutti, dall'altra quella del Mogliano, il rugby creativo e studiato di Umberto Casellato. Il resto lo fanno gli stati d'animo, morale a gonfie vele in casa dei poliziotti romani, merito del derby vinto contro la più quotata Lazio, merito della prima vittoria in trasferta a spese dell'Aquila. Peccato per Cerasole e Soci che si trattasse soltanto di trofeo eccellenza. Altro paio di maniche il campionato, dove i cremisi pagano ancora il conto della matricola sul fronte disciplina. Più rodato il Mogliano, sebbene non esattamente soddisfatto dalle storiche uscite in Challenge Cup contro Bayonne e Wasp, e l'infermeria resta al collasso. Diversi in tutto, Fiamme e Mogliano, ma entrambi a caccia di conferme. È difficile capire quale sia il vero Calvisano, quello eroico e quasi vincente della partita interna con la Gênes, o quello disattento e molle della tremenda sconfitta con il Bucarest. L'ardua sentenza è affidata ai crociati, non il giudice migliore, per testare la consistenza dei bresciani. I campioni d'Italia si rituffano nel campionato nostrano, trovando subito un osso tenero. Si gioca al vecchio San Michele, con la speranza di vedere qualcosa di più delle 1000 anime presenti in coppa. La squadra di Cavinato potrà contare su un roster che ha dimostrato di essere profondissimo, con una doppia mediana che fa paura. Palazzani Griffin o Piccone Marcato? I crociati, ancora a quota 0 in classifica, si travestono da giovane bestia sacrificale, nonostante la bella vittoria contro Sandonà nell'ultimo turno di quella Coppa Italia travestita da trofeo d'eccellenza. Calcio d'inizio alle 16:00 e arbitro Marrama di Padova. Pronostico 5-0 per Calvisano. E si diceva, siamo agli sgoccioli del nostro appuntamento con Rugby House. Vi ricordo il martedì la partita del fine settimana, per cui non mi resta che ringraziare Daniele Tumiati. Ciao a tutti. Mi raccomando, sabato siamo tutti con voi, sempre vicini a voi. Grazie. Bene. Salutiamo Antonio Romeo, qual è il prossimo appuntamento con l'Under 20? Allora, intanto grazie dell'invito, sono stato molto bene, mi fa piacere stare qui con voi. Noi questa domenica riposiamo e il 4 novembre abbiamo una doppia sfida, ospitiamo la Benetton
con un Under 20 e l'altra va in trasferta ad Alto Vicentino. Ok, ciao Giorgio, grazie per averci onorato della tua presenza. No, grazie a voi. Seguite rovigooggi.it e ringraziamo anche le mosche che ci hanno tenuto compagnia in questo pomeriggio insieme. Molto Questa è gentili. Rugby House, buon weekend e come sempre forza Rovigo.